Buongiorno Andrea, Buongiorno Paolo. e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa, in quale azienda. Allora, io sono Andrea Todeschini, sono presidente e amministratore delegato di HA Italia, un'azienda sul territorio vicentino. Grazie. E lei è qui perché la sua azienda e quindi lei avete deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto, promosso da Unione Camere del Veneto con le Camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Liberi dell'Università di Padova. Di che posizione si tratta? Qual è il job title? Quali sono le conoscenze gradite, le skill gradite ed eventuali altre informazioni utili? Prego. Allora, noi cerchiamo tendenzialmente dei product manager, sono figure tecniche molto dinamiche che dotate quindi di una base culturale o una preparazione tecnica, tendenzialmente chimica, poi sappiano capire i prodotti in primis e andarli a proporre ai nostri clienti, dando poi l'assistenza necessaria per i processi applicativi. Quindi non è il classico venditore, ma bensì un qualcuno che dà assistenza tecnica e aiuta nell'applicazione degli stessi prodotti. Grazie Andrea. Quindi se intuisco bene, provenienze disciplinari in area prevalentemente tecnica e scientifica, in senso Certo. più specifico, e in termini di conoscenza delle lingue ed eventuali abilità relazionali che valuterete in fase di selezione, quindi che per Certo. voi sono importanti. Beh, noi facciamo parte di una multinazionale, quindi la lingua inglese è d'obbligo, è prevalentemente quella, poi il tedesco è, come dire, un di più, ma sicuramente la lingua inglese tecnica, mh, compresa, capita e parlata è necessaria, e soprattutto abilità, le famose soft skill, sono quelle di persone che amano lavorare in team, amano condividere i progetti e hanno buone capacità relazionali di base. Bene, grazie Andrea. Abbiamo evocato il nome H Italia, abbiamo detto che è nell'area vicentina, abbiamo anche detto che fa parte di un gruppo multinazionale. Ci dica qualcosa in più. Core business e magari qualche dettaglio, perché la provincia di Vicenza è ampia e Certo. quindi magari qualche indicazione aggiuntiva. Prego Andrea. Va bene, allora velocissimo, H Italia è la filiale italiana di una multinazionale, Utenes Albertus, tedesca l'origine, presenti in più di 30 stati. Per quanto riguarda l'Italia, noi in realtà abbiamo 4 siti produttivi, uno a Vicenza, uno a Schio, quindi sono i siti chimici, e abbiamo 2 siti, uno ad Arcore e uno a Silvano Pietra in provincia di Pavia. Noi facciamo che cosa? Tutto quello che serve alle fonderie, quindi resine, intonaci refrattari, materiali refrattari e metallurgia. Quindi il core business nostro è l'80% del business è a servizio materiali chimici per fonderia. Abbiamo anche un'altra area importante sul quello che noi chiamiamo extrafonderia, che in realtà spazia dalle guaine bituminose a resine industriali a additivi uso stradale. Quindi consiglio a tutti di vedere sul sito perché il nostro portafoglio prodotto è molto ampio. Siamo circa 160 persone sul territorio italiano, appunto divise in 4 stabilimenti, 90 milioni di euro di fatturato nel 2021, probabilmente supereremo quota 100 nel 2022. 900 clienti, una nostra caratteristica di essere molto, come dire, molto specifici e di andare a cercare anche le specialties soprattutto, quindi da questo nasce l'esigenza di avere una forte struttura commerciale, un'assistenza tecnica importante per andare sul territorio a proporre e a supportare i nostri clienti. Quindi questo è veramente in macro, la nostra macro descrizione, siamo un'azienda molto seria e solida sul territorio. Grazie Andrea per la chiara, puntuale e pacata descrizione, ma insomma che ha messo in fila tutti gli attu della sua azienda. Adesso
e provi a convincermi. Mi dia un paio di buone ragioni, perché tutto quello che mi ha detto, supponiamo, mi interessa. Adesso provi a convincermi che io, che magari ho un titolo di studio, una laurea coerente con questa descrizione, perché dovrei candidarmi per la sua azienda? Perché dovrei venire a lavorare nella sua azienda? Allora, motivi sono tanti, i principali è perché il lavoro è bellissimo, questa tipologia di lavoro, perché consente di mettere assieme veramente tante cose in ambito chimico, in ambito tecnico, più la vicinanza al cliente. Quindi dal mio punto di vista il lavoro è estremamente interessante. L'azienda e soprattutto è molto solida, quindi è dal 1946 che siamo un'azienda solida e siamo un'azienda molto seria, con un codice di condotta molto attenta ai dipendenti, quindi è un bel posto dove lavorare e ovviamente cerchiamo di renderlo migliore ogni giorno, quindi io ci credo e con i collaboratori stiamo cercando di fare davvero qualcosa di importante. Quindi queste sono Sì. le mie motivazioni. Bene, grazie Andrea. Insomma, lei mi ha detto, mettiti con fiducia nelle nostre mani e vedrai che sarà un'esperienza professionale appagante, soddisfacente e promettente per il futuro. Assolutamente. Ho capito Molto bene? informativa, assolutamente. Con un respiro internazionale che non è Che male non fa. da piccola azienda imprenditoriale veneta, ma con una possibilità anche di cooperare anche con le altre affiliate. Quindi è stimolante come ambiente. Bene, grazie Andrea per il tempo che mi ha dedicato, Grazie grazie per Paolo. aver partecipato al progetto Job Week Veneto e buon lavoro. A lei. Grazie.